della Regione che sono venuti oggi a poca distanza ormai dall'incendio che ha percorso il territorio del comune di Castagnaio. In realtà io ho invitato anche il signor Di Castellazzaro a darsi che arrivi in questo momento, perché il sindaco vicino, anche lui è stato confine con noi, ha preso anche lui l'incendio, quindi ritenevo opportuno che anche lui ci fosse per questo motivo. Speriamo che tutto sarebbe arrivato. Un ringraziamento perché significa che la Regione è vicina a questo territorio, è vicina e sostanzialmente motivi di preoccupazione qui in questo comune sono veramente tanti, sono tanti perché l'incendio non è stato un incendio a quanto pare casuale, perché è scoppiato in più parti con delle tipologie abbastanza omogenee, eccetto qualche piccolo incendio che era soltanto in innovazione, così mi dicono forse più ordine per quello che fino ad oggi sono riusciti a interpretare. Il territorio che è stato percorso è circa sui 600 ettari, qui ci sono che poi ora vedremo nel dettaglio. Il pericolo che da ora in poi si può pensare, speriamo che non lo sia, sono le piogge come oggi stanno venendo in maniera abbastanza torrenziale, per cui è sparito ormai tutto il reticolo idrico della zona a valle del paese. Sono state compromesse, oltre che delle culture di olivi, moltissimi olivi anche secolari sono partiti, a partire tutta quella che era la forestazione fatta allora con i piani campani, quella che si vede proprio per la tenuta del territorio, per cui il rischio è anche quello di un dissesto idrogeologico che potrebbe avvenire. Cosa chiede il sindaco a nome della popolazione del comune di Castagnaio e all'assessore? Quello di un'attenzione per vedere di rifare da questa problematica, renderla un'opportunità, nel senso che il recupero del paesaggio attraverso magari l'impegno anche del comune con quello che può, con qualche risorsa, l'impegno anche dell'Enel Green Power, perché anche questo territorio è stato preso maggiormente anche dove sono le centrali dell'Enel, quindi oggi si vedono tutte le tubazioni che prima erano già nascoste dalla vegetazione. Io ho fatto una riunione anche con Montemaggi, in quale anche lui mette a disposizione delle risorse per vedere di rifare la riconnotazione del territorio, magari con specie più adatte a quelle che prima, cioè non dico che era fatto male, prima serviva fare così, serviva perché con i piani campani era il motivo per dare lavoro alla gente, quindi tutto ciò che si trovava si metteva. Questo è significato anche far partire l'incendio in maniera così devastante, perché quando si trovano delle pinete o i cipressi arizonici eccetera è servito proprio addirittura da innerno. Vedere quindi di connotare magari con il senso autoctone, però l'importante immediato è ora in questo momento la bonifica. Una cosa che non si sarebbe... Quando là sotto lo percepisci. E poi è la prima volta che succede a Piancastagnaio, certi piccoli incendi che potevano scappare dall'agricoltore fortuiti, questo qui non è un incendio certamente di poca natura. Il secondo incendio addirittura è stato cattivo, dico cattivo perché è pericoloso per l'abitante. Quindi ci siamo visti le fiamme che arrivano tutta la parte alta a quello di San Martino. Una cosa devo farlo con molta chiarezza senza volermi dimenticare di nessuno, qui c'è stata veramente una forza di volontà, di impegno da parte di tutti gli operatori nello spegnimento dell'incendio, dall'Unione Comune alla Regione, alla Protezione Civile, alla Misericordia, che devo dire con grossa dedizione, poi grossa dedizione anche perché era la prima volta che succedeva, quindi esperienze nuove per questo territorio. Speriamo che non risucceda più. Ora in questo momento siamo massima allerta perché riviene il caldo, devo ringraziare anche il prefetto perché abbiamo fatto dei summit proprio per vedere di fare un discorso di deterrente e di prevenzione. Quindi a Piancastagnaio in questo momento abbiamo sia la forestale potenziata, carabinieri, polizia della strada, polizia, la PS, abbiamo il reparto della Folgore che anche loro vengono in qualche maniera serve da presidio a questo territorio, perché o è un pazzo o è qualcuno che è organizzato, cercare in qualche maniera di tenere il territorio sotto controllo, anche perché ho detto qui la paura è stata tanta quando si è avvicinata alle case. Più c'è da fare un'opera di prevenzione anche per il patrimonio boschivo che ancora è integro.
Noi abbiamo una grande riserva naturale del Picerdeto, che è una riserva di grande interesse botanico e quindi di importanza non soltanto per noi ma a livello anche regionale, con quello che sono tutto il bosco delle miniere del Siele, eccetera, quindi anche lì il lavoro è stato tanto, ci siamo arrivati anche vicino a Castellazzara, proprio come comune limitrofi, quindi ora ci sarà da fare dei grossi lavori di prevenzione, magari delle cesse, parafuoco, cose che prima o qualche altro, ancora in più. Sono state fatte moltissime in questo periodo, forse anche troppo, tant'è, noi abbiamo fatto un calcolo soltanto in comune tra carburanti, russe, questa roba qui, e siamo già arrivati a una spesa di 50.000 euro di rutte sul territorio che hanno ore e ore di lavoro la notte, poi saranno operatori che... Ora però c'è da salvarlo prima il bosco, non aspettare che si incendi. Quindi anche lì secondo me vanno fatte delle grosse opere di prevenzione, perché se parte un patrimonio boschivo di quel tipo è un patrimonio che non si ricostituisce più.